Sono Marco Borghi, sono il Presidente della Municipalità di Venezia Murano Burano e sono molto contento di questo ciclo che è stato organizzato dall'Associazione Progetto Rialto, perché come le premesse ispiravano ha veramente focalizzato in questi 3 incontri tanti temi, tante sollecitazioni di una città che, come la nostra, vive con sofferenza, ma anche con felicità l'essere presenti quotidianamente. Credo che questo incontro sia ancora più importante, se fosse possibile dirlo, perché racconta ciò che noi ogni giorno in qualche misura viviamo e ci confrontiamo. I luoghi del sapere, del fare, i mestieri, i luoghi del sapere, le biblioteche, i luoghi appunto di una Venezia che vorremmo, potremmo essere e fare. Quindi la municipalità ha questa missione molto ordinaria, quella di essere vicini al territorio, vicini a espressioni anche editoriali che sono testimonianza di una città che vuole continuare ad esserci in tutte le sue manifestazioni. Diceva Donatella, questo chiostro è un chiostro aperto, avete visto ci sono dei bambini che leggono, ci sono i nostri amici anziani che domani faranno una bella festa con Palmiro Fonger, eccetera, eccetera. È un luogo della città. I luoghi della città devono essere riempiti in tutti i modi possibili. Questo è uno dei modi, credo, migliori per far ritornare ai nostri concittadini e non solo un'idea di cittadinanza che sia reale e concreta. Con questo io lascio la parola a Donatella, aspettandola perché abbiamo già in mente un ciclo che sarà la parte seconda fra settembre e ottobre, con delle pubblicazioni che fresche mi paiono molto buone. Grazie. Grazie Marco, grazie a tutti di essere qua. Io vorrei solo dirvi alcune poche parole, perché questa è l'ultima tornata del 2023, prima dell'estate, delle attività che come Associazione Progetto Rialto facciamo. E da questo punto di vista mi sembra anche giusto cercare un momento di riassumere con voi che partecipate a questa giornata un po' la diversità, la quantità di cose che abbiamo cercato di fare, che sono tante, che sono state collocate in vari luoghi della città, che si sono dirette e hanno visto la partecipazione di persone varie, di varie provenienze, di varie origini, e che, alla quale la diversità abbiamo tenuto moltissimo. In questo senso riassumerle molto brevemente, non spaventatevi, mi sembra anche abbastanza utile. Noi abbiamo fatto un ciclo che stiamo ormai facendo da quando esistiamo. L'Associazione Progetto Rialto è una delle associazioni civiche cittadine che esiste dal 2019. Si è fatta tutto il periodo del Covid, il lockdown, facendo una serie di riunioni a distanza, ma senza mai interrompere l'attività. Inizialmente avevamo fatto una serie di cose de visu, vedendoci e incontrandoci, poi abbiamo dovuto interrompere per necessità, poi abbiamo ricominciato a incontrarci. Una delle attività che abbiamo fatto dal 2019, quindi ormai sono 4 anni, è un ciclo che abbiamo chiamato Le lezioni della storia. Voi sapete forse, se no lo riassumo molto brevemente, l'associazione Progetto Rialto è nata con l'idea di voler cercare di salvaguardare e di mobilitare il più possibile la cittadinanza nei confronti della salvaguardia del mercato di Rialto, che ahimè i cittadini veneziani ancora utilizzano molto, ma ahimè è molto degradato, è molto deperito e sta soffrendo un periodo secondo me di grande sofferenza.
Però abbiamo sempre cercato di allargare la nostra prospettiva, cioè di non fissare il nostro sguardo esclusivamente alla salvaguardia del luogo specifico e delle attività specifiche del mercato. Avendo stabilito, è una cosa che abbiamo condiviso come associazione, che parlare di mercato vuol dire sicuramente parlare di scambio e di vendita di prodotti alimentari di qualità, sicuramente, ma che non può essere solo quello, che oggi tentare di fare la competizione ai supermercati è una battaglia persa, non ci riusciamo, non la vinceremo mai, e che quindi bisogna cercare di lavorare in altre direzioni. Da questo punto di vista, quali altre direzioni? La nostra idea è che vale la pena di provare a misurarsi con la produzione e la vendita di prodotti artigianali, dell'artigianato, e che Venezia da questo punto di vista abbia da insegnare non solo a Venezia, all'Italia intera, ma addirittura al mondo, e che gli artigiani veneziani rappresentino un'eccellenza di questa città spesso troppo poco visibile, e che quindi valesse la pena di investire in questo il più possibile. E il terzo corno della medaglia, prodotti alimentari e artigianato, riguarda invece le iniziative culturali, e che queste tre cose debbano andare insieme. Guardandosi intorno e guardando tutti i mercati europei abbiamo la netta sensazione che quelli che sono vitali hanno queste tre cose insieme, che l'incrocio o la sovrapposizione di questi tre aspetti siano davvero molto importanti. Questo ha in qualche modo condizionato, ispirato la nostra attività fin dall'inizio. Quindi il nostro ciclo, le lezioni della storia, è partito dalla storia del mercato di Rialto, dalla storia lunga del mercato di Rialto e della storia veneziana nel commercio internazionale, ma per allargare il tema a una serie di altre considerazioni. In parallelo abbiamo cercato di fare delle cose, una rubrica che abbiamo chiamato Dal banco alla tavola, e che è fatta con una serie di ricette tradizionali veneziane che sono pubblicate nel nostro sito. Dimenticavo di dire, noi abbiamo un sito e invito tutti quelli che hanno voglia di smanettare un po' col computer ad andare a vedere, si chiama www.progettorialto.org, in cui cerchiamo di dar conto delle nostre attività. Simone, che è bravissimo, che vedete qui davanti, ha deregistrato tutte le nostre lezioni, tutte le nostre attività e le ha messe sul sito, quindi tutto da 4 anni a questa parte è visibile e consultabile. Può essere interessante, divertente, utile. Nella fattispecie le ricette di cucina, che sono gestite da un pescivendolo di Rialto che forse alcuni di voi veneziani conoscono, Andrea Bio, con sua moglie e sua figlia, sono delle ricette tradizionali di pesce della laguna veneziana, illustrate, spiegate, mostrando il pesce, tagliandolo, eccetera, eccetera, e come si preparano. Sono dei video, dei piccoli video, quindi si vede bene come bisogna fare. Queste adesso le stiamo anche pubblicando su Italy, questa rivista online che forse alcuni di voi conoscono, che le sta pubblicando con sottotitoli in inglese, in modo da cercare di allargare la cosa rispetto a quello che forse tutti voi conoscete, ma che invece secondo me sono dopo tutto meno interessanti, anche se dal punto di vista comunicativo molto più abili di noi, cioè i vari master chef che si vedono alla televisione. Vi assicuro che questi sono di qualità migliore. Accanto a questo abbiamo fatto una serie di altre iniziative di vario tipo, un incontro durato 3 giorni all'Istituto Veneto di Scienze e Lettere d'Arte in novembre con gli artigiani. Prima insistevo sugli artigiani. Gli artigiani, una serie di artigiani veneziani hanno partecipato e partecipato con grande entusiasmo, cercando proprio di fare delle proposte operative. Ma accanto a questo avevamo anche invitato dei rappresentanti di mercati stranieri, da Salonicco a Zagabria, da Monaco di Baviera a Londra, da Bruxelles a Firenze e naturalmente Venezia, per confrontarsi e per fare proposte operative. Abbiamo fatto una giornata di studio all'Ateneo Veneto sugli spazi vuoti nel mercato di Rialto, perché nel mercato di Rialto ci sono ben 2 edifici pubblici, entrambi pubblici, uno comunale e uno demaniale,
uno già vuoto da oltre 10 anni, il primo piano della loggia della Pescheria, che è vuoto sul Canal Grande, posizione incredibile, sono circa 1000 metri quadrati, quindi non è pochissimo, abbandonato a se stesso. Il secondo sono le cosiddette fabbriche nuove di Jacopo Sansovino, edificio monumentale e di grande pregio, che si vuoterà al massimo nel giro di 2 anni, nel senso che i tribunali che ci stavano si sono spostati alla Cittadella della Giustizia a Piazzale Roma e fra pochi, è stato già bandito l'ultima gara d'appalto, fra poco saranno vuoti del tutto. Questo è demaniale, non sappiamo, perlomeno credo che nessuno sappia, ma spero che ancora non siano decise destinazioni pericolose, ma pericolose lo sono, perché in quella posizione, Canal Grande, vaporetto sotto, fermata del vaporetto subito sotto, eccetera, pista stupenda, edificio monumentale, avere l'ennesimo albergo non sarebbe una cosa poi così campata per aria. Quindi credo che sia giusto essere allarmati e attenti rispetto a questo pericolo. Abbiamo fatto all'Ateneo Veneto una giornata di studi, una giornata di riflessioni su questo argomento. Dico tutto questo per dire che come associazione civica abbiamo anche cercato il più possibile di coinvolgere le altre associazioni, istituzioni culturali veneziane, il più possibile. D'altra parte tutte ci hanno dato il loro patrocinio, credo quasi tutte le istituzioni veneziane esistenti, ma l'idea è stata sempre quella di condividere e anche oggi qui con la municipalità l'idea è di fare delle cose insieme, di proporre delle cose insieme, di allargare il più possibile. Perché Venezia, tutti ci lamentiamo, o molti si lamentano del fatto che siamo in pochi, però in realtà è una città, e in questo so di condividere l'idea del Presidente della Municipalità, è una città viva perché ha delle proposte da fare e se ci coordinassimo di più, questo è un vero problema, siamo spesso troppo frammentari, se ci coordinassimo di più forse riusciremo a avere più voce in capitolo di quanto riusciamo ad avere. In questo senso questa è un po' la prospettiva che volevo cercare di riassumere. Con oggi, vi dicevo, arriviamo alla fine di questo piccolissimo ciclo di letture di libri che sono usciti recentissimi, sono tutti fra il 2022 e il 2023, che parlano di Venezia a vario titolo. I primi erano delle storie di Venezia e del Veneto, i secondi, quelli illustrati nel secondo incontro, riguardavano la laguna, l'arcipelago veneziano, le isole, e il terzo riguarda delle guide, ne sentirete parlare adesso dai presentatori e lascio subito la parola a loro, parla di guide, ma sono guide molto diverse fra di loro, come sentirete, ma ci aiutano a capire come si può pensare a questa città. Io credo che questo sia molto importante. Detto questo, e molto brevemente, vi presento i 3 presentatori. Stefania Bertelli è una consigliera della municipalità. Al di là di questo, molti anni fa, ecco 40, che la dice lunga sulla sua età, ma molto di più sulla mia, che vedete dai capelli bianchi, con Stefania abbiamo condiviso una serie di ricerche, anzi è lei che proprio faceva importanti ricerche e perlustrazioni all'Archivio di Stato. Lavoravo all'epoca con Paolo Moracchiello, che mi fa piacere di ricordare qui, eravamo molto amici e molto sodali nel lavorare proprio sul mercato di Rialto, alcune fissazioni le ho avute da molti anni, e il nostro libro era uscito per Einaudi nel 1987. Pensate quanti anni sono passati. Comunque Stefania aveva fatto delle preziosissime trascrizioni d'archivio che sono state assolutamente alla base di quel lavoro. Luca Cosentino, seguo l'ordine alfabetico dei cognomi. Luca Cosentino è stato per molto tempo un manager importante di Eni, ma a un certo momento coraggiosamente ha deciso di diventare editore a Venezia. E qui apro un'altra piccola parentesi che mi sembra importante di discutere oggi. Il fatto che, prima dicevo Venezia è una città viva, uno dei sintomi del fatto che Venezia è una città viva è che recentemente sono nate più case editrici. E insomma ci vuole un certo coraggio ad aprire una nuova casa editrice e mettersi in gioco con nuove case editrici. Luca ha pubblicato, ce ne sono alcuni, ma
in particolare quello di cui discutiamo oggi, il libro, ma ha pubblicato un gran numero di libri, ci dirà lui stesso quanti. Una casa editrice che si chiama Wetlands ha costituito una piccola media equipe e ha una serie di collaboratori giovani che lavorano con lui a pubblicare dei libri di grande qualità. Gianni De Checchi, molti di voi credo lo conoscano, è stato presidente del Confartigianato per tanti anni, è una persona impegnatissima su Venezia da altrettanti anni, credo che sia molto conosciuto in città e ci ha sostenuto come associazione Progetto Rialto proprio dal primo giorno e quindi mi fa particolare piacere averlo invitato qui, in particolare proprio sulla questione degli artigiani, dei mestieri artigianali, fin dal primo giorno, che è uno dei suoi, come dire, è stata per tanti anni una delle sue missioni, ci ha aiutato moltissimo e quindi è per questo che l'abbiamo coinvolto. E a loro la parola, grazie. Più democratico. Intanto buonasera a tutti. Prima Marco Borghi parlava, no, diceva queste guide, una il sapere, una il fare, una forse il progettare, aggiungo io. In realtà tutte queste tre cose, come dire, si integrano e fanno parte, ognuna fa parte, cioè in ogni libro ci sono queste tre cose, lo vedrete poi nel corso del tempo. Allora, a me è toccato per tanti motivi questa guida, anche se trovo un po' limitativo definirla una guida. Questo è un viaggio nelle biblioteche di Venezia. Leggendola ho pensato così molto, per fortuna che è venuto Napoleone Bonaparte e che ha secolarizzato metà conventi, perché altrimenti tutta questa roba qui dove ce la mettevamo? Il numero di libri, la quantità di libri che ci sono, io non ho fatto il calcolo aritmetico, però è veramente ingente. A Venezia ci sono tantissime biblioteche, io ne ho frequentate alcune, però per esempio il centro studi Germano Pattaro, che forse tutti voi conoscerete bene, non l'avevo mai sentito nominare. Quindi ci sono tante biblioteche, probabilmente nessuno ha veramente la concezione del numero, dello spessore e di quanto queste biblioteche potrebbero dare, no, in termini di elaborazione culturale, di produzione culturale, no? Perché prima parlavamo della città, di quello che fa e di quello che può dare. Quindi leggendo questo itinerario, facendo questo viaggio, come dicevo prima, vengono in mente tante cose, certamente il sapere che i libri producono, leggendolo, e anche da parte di chi li scrive, certamente la progettazione che da questi libri si può fare, però c'è anche l'artigianato, cioè, perché abbiamo tanti libri, oltre ad essere una città, oggi una città universitaria, un capoluogo, una città che ha una sua rilevanza internazionale. Siamo stati nel Cinquecento un centro di produzione di libri. Venezia era una grande casa editrice, c'erano tantissime stamperie e uno dei motivi che abbiamo tanti libri è dovuto anche a questo, perché come ci ricorda l'autore, non so se sia qui l'autore, ecco, benissimo, complimenti. Come ci ricorda l'autore, agli inizi del Seicento a Venezia c'è una legge, pare sia la prima Stato che ha questo tipo di legge che obbliga gli stampatori a dare un libro a consegnare allo Stato, alla Marciana, poi nella fattispecie, un libro per ogni libro che pubblicano, per ogni testo che pubblicano. Quindi l'enorme quantità di libri è dovuta anche a questo, a una capacità a produrre libri tanti secoli fa. Allora, uno di tra queste biblioteche che naturalmente ci portano non solo dentro i libri,
ma ci portano anche nell'architettura, perché sono naturalmente tutte o nei conventi, come ho già detto, o sono nei palazzi, o nel caso della Marciana un edificio nato proprio per essere la biblioteca. Quindi è un viaggio nell'architettura di Venezia, è un viaggio nell'arte di Venezia, perché ci sono gli affreschi, molti di questi edifici sono affrescati, quindi è una conoscenza, per quello dico è limitativo chiamarla guida, perché ciascun edificio offre tantissimo. E poi anche nell'artigianato, perché naturalmente ci sono gli arredi e ci sono tutti il mobilio che fanno di questo, delle biblioteche, di ogni biblioteca quasi un museo. E difatti, no, tornando alla Marciana, la Marciana è un po' diventata questo e quello. Quindi noi, leggendo le biblioteche, possiamo anche, se siamo interessati, può essere uno strumento per lo studio, perché ci aiuta a capire quali sono quelle più specializzate, dove si possono trovare i libri, ma può essere una guida alla conoscenza di edifici che si conoscono meno, che noi non abbiamo, che non sono al centro dell'itinerario turistico. Perché la bellezza di libri come questi, secondo me, non è la destinazione turistica in senso generale, ma possono essere importanti anche per chi ci vive, a conoscere meglio, approfondire i luoghi, gli spazi e anche i contenuti. Era un destino poi che lo dovessi presentare io, perché mi sono accorta, io una di queste biblioteche l'ho anche gestita, che è la biblioteca dell'Istituto Veneziano di Storia della Resistenza e della Società Contemporanea, che anche questa è una biblioteca che non tutti conoscono e che forse potrebbe, come dire, aiutare di più gli studiosi, soprattutto di storia contemporanea. Nella foto mi sono riconosciuta. Il viso è un po' oscurato, quindi non intendo nessun processo per privacy, nessuna denuncia per privacy, ma mi sono anche riconosciuta, quindi l'ho vissuta come così come un destino. Le fotografie danno veramente così un cenno a quello che è l'edificio, che è Villeriot, e che in qualche modo potrebbero stimolare chi non l'ha mai vista a venire a vederla, al netto di fare una ricerca o di uno studio, però è lì anche per quello. Siccome ci siamo messi d'accordo di fare così una rapida presentazione dei libri, poi magari ci ritorniamo, però io volevo naturalmente parlare di una biblioteca dove ci troviamo, che è questa. Perché tra le varie descrizioni ci sono anche le biblioteche comunali. Allora questa, come la maggior parte saprà, era il monastero legato a San Lorenzo. Quindi qua ci possono trovare le indicazioni. Ecco, ne leggo qualcuna giusto per capire. Pensate che, tanto per dire anche la storia e la stratificazione che possono avere gli edifici, nel 853 il vescovo di Castello, Orso Participazio, un anno prima di morire, chiede attraverso il testamento a sua sorella Romana Badoara Participazio di fondare un monastero di monache annesso alla chiesa di San Lorenzo. Quindi dobbiamo andare addirittura al IX secolo. Naturalmente nel corso del tempo ci sono state dei cambiamenti. Attorno al 1092 un'altra monaca di nome Trionissa fa riformare il monastero in senso benedettino. Poi un incendio consuma la chiesa e qui ci sono delle signore, perché evidentemente questo era un monastero per le signore del patriziato veneziano. Quindi ci sono queste nobildonne come Angela Michieli, Renda Albizio, Agnese Querini e Maria Barbarigo, che danno il loro contributo monetario per la crescita degli edifici.
Questo monastero, che doveva essere molto ricco, si arricchisce ulteriormente nei secoli successivi. Dal XIII al XIV estende gli interessi, dal XVI al XVII ancora di più, va bene, quindi XVIII secolo, e poi nel 1806 la corporazione benedettina rimane autonoma. Naturalmente anche questo viene fustigato dal solito decreto napoleonico e ospiterà questo convento la Casa d'Industria. La Casa d'Industria era un'istituzione caritatevole per le persone bisognose. L'archivio verrà spostato, però ho capito che molto si è perso, ai frari, e nel 1845 viene data ai domenicani. Quindi vedete, il luogo dove ci troviamo è uno al centro degli interessi del testo. Ecco, l'unica domanda che poi voglio fare, poi se mi risponde: come mai manca la biblioteca della Biennale, se c'è un motivo preciso? Grazie. Ok, allora cambiamo completamente prospettiva, dal passato diciamo, passiamo al presente e al futuro di Venezia. Vi dico due parole di Wetlands per chi non conosca questa realtà editoriale, che insomma è giovane perché è nata solamente l'anno scorso. I primi libri sono usciti esattamente un anno fa, a maggio del 2022. Allora, Wetlands innanzitutto è un progetto cittadino, civico, nato dal basso, no profit, e che ha l'obiettivo molto chiaro e assolutamente disinteressato di promuovere una nuova visione della città, di dare diciamo delle prospettive alternative a quello che si dice, a quello che si è sempre detto e si continua a dire di questa città, e a dimostrare che in fondo c'è ancora una vitalità, no? Ne parlava prima Marco, ne ha parlato Donatella. Questa è una città dove io sono nato, dove sono ritornato solamente 2 anni fa, e dove rispetto a tutti i luoghi che ho visto nella mia lunga vita ormai, direi che è il posto con maggior vitalità, un numero più grande di associazioni, molta gente determinata a non cedere, a non mollare, tantissima partecipazione cittadina, la vedi nelle parrocchie, la vedi dappertutto, e questa è una ricchezza di Venezia che tante altre città, tantissime altre città non hanno, e ve lo garantisco, io ho vissuto veramente in tanti posti, e questa cosa ha fatto da calamita per me e anche per altre persone, e ci siamo detti va capitalizzato questa forza, questa energia, dobbiamo capitalizzarla, ci mettiamo insieme. Qual è il modo migliore per veicolare nuove idee, per parlare a nuove persone di questa città? È fare una casa editrice, fare dei libri che possano portare fuori da Venezia delle idee, delle immagini, delle realtà che sono, diciamo, che non sono quelle solite, che sono alternative e che sono altrettanto vere di quelle stereotipate che già conosciamo. Quindi nasce Wetlands l'anno scorso, e diciamo l'idea di fondo di Wetlands, alla quale noi ci siamo attenuti fin dall'inizio, è l'idea molto forte che Venezia sia la metafora di quello che succede altrove, che Venezia sia la chiave, la lente, lo strumento migliore per capire oggi il presente e immaginare il futuro, perché quello che succede qui a Venezia succede anche e succederà sempre di più anche a tante altre città nel mondo. Noi qui, faccio degli esempi banali per voi veneziani, però per chi viene da fuori non sono tanto banali. Noi conviviamo con l'acqua alta, sappiamo cos'è, adesso altre città cominciano a vivere il problema dell'acqua alta. Noi abbiamo il Mose, nel bene e nel male abbiamo fatto questa cosa, bella e brutta, non voglio entrare in questa discussione, però comunque rappresenta un'esperienza che Venezia ha intrapreso molto prima di tutti gli altri, e quindi dà delle lezioni. È come se Venezia fosse sempre stata più avanti degli altri, nel futuro in qualche modo, e può indicare delle strade. E questo vale
non tanto per il passato di Venezia, ma vale per il presente e per il futuro. Perché se pensate anche al problema del turismo, per esempio, il turismo oggi è un problema per noi, è un'opportunità evidentemente, ma è anche un grande problema per noi veneziani, e lo sta diventando sempre di più anche nelle altre città. Quello che noi viviamo da 30 anni, da 40 anni, Parigi, Barcellona, Berlino, New York, cominciano a viverlo adesso e cominciano oggi a porsi delle domande, ok? Quindi in tantissime cose Venezia è come se fosse una capsula del tempo, siamo un po' più avanti, e l'idea è di approfittare di questa prospettiva privilegiata per analizzare questi problemi da questo luogo e proporre delle soluzioni. E oltretutto, e qua diciamo chiudo con questa mission di Wetlands, c'è il fatto che Venezia, per le sue stesse dimensioni, vive questi problemi con un'intensità molto maggiore di qualunque altro posto nel mondo. Se parliamo di gentrification o se parliamo di turismo, qui lo viviamo in modo intensissimo perché la città è piccola, non c'ha periferie dove la gente può andare a prendersi un bed and breakfast. Tutto viene vissuto qui ed è compresso e quindi vissuto in modo molto più intenso. Questo è un problema, ma è anche un'opportunità. E l'idea di fondo di Wetlands è quella di sfruttare questa posizione in qualche modo privilegiata e lanciare dei messaggi nuovi e discutere di questi problemi, aprire delle discussioni. Detto questo, il libro diciamo, di cui oggi parleremo, questa guida, che poi insomma vedrete non è veramente una guida, nasce proprio da questa idea qui. La storia di questo libro è abbastanza semplice ma anche affascinante. 1 anno e mezzo fa circa, qui a Venezia, l'Università di Ca' Foscari e altri istituti, tra cui il Max Planck Institute e altri istituti europei, hanno pensato di organizzare un forum internazionale sull'antropocene. E guardate, non è un caso che sia stato fatto proprio a Venezia. E sono venuti un centinaio di ricercatori e accademici da tutto il mondo, dagli Stati Uniti, dall'Australia, da tutto il mondo. Per una settimana hanno discusso dei problemi dell'antropocene qui a Venezia. E alla fine di questa settimana, insieme ai curatori di questo libro, che sono Shaul Bassi, sono Cristina Baldacci, sono Pietro Modeo e Lucio De Capitani, abbiamo pensato che ci fosse del materiale molto importante da mettere assieme per proporre appunto una visione completamente diversa di questa città. Abbiamo lavorato per 1 anno raccogliendo i contributi di 35 di questi diciamo, studiosi che sono venuti qui da tutto il mondo, li abbiamo selezionati, li abbiamo filtrati e ne abbiamo fatto un libro che racconta Venezia in modalità completamente diverse. Il libro si intitola Venezia e l'antropocene. E allora vi dico molto rapidamente perché Venezia e perché l'antropocene. Che cosa vuol dire questo libro? Che cosa ci vuole raccontare questo libro? Allora, perché Venezia è quello che vi ho detto prima. Venezia, come diceva Salvatore Settis, è una macchina per pensare, è il luogo migliore per analizzare le cose, specialmente questi fenomeni culturali, sociali, antropologici che succedono qui. Quindi Venezia si presta benissimo a parlare ed affrontare questi temi contemporanei. Perché l'antropocene? Perché l'antropocene è un'altra macchina per pensare. L'antropocene è un concetto, se volete, anche controverso, non da tutti accettato, però è comunque un concetto, è un'idea che ci fa capire che se noi vogliamo in qualche modo comprendere questo mondo di oggi e i grandi problemi, la complessità di questi problemi, non lo possiamo più fare in modo disciplinare. Non possiamo affrontare i cambiamenti climatici studiando la meteorologia, tanto per essere chiari, ok? Perché la meteorologia non ci darà mai la soluzione dei problemi climatici. Abbiamo bisogno di un approccio olistico, trasversale, che metta insieme tutte le discipline, quelle umanistiche, quelle scientifiche. Dobbiamo guardare il mondo in modo completamente diverso da come abbiamo fatto fino adesso, in cui avevamo gli ingegneri di un tipo, gli ingegneri dell'altro tipo, gli architetti. Dobbiamo guardare il mondo in modo diverso. L'antropocene offre questa opportunità, l'opportunità di mettere a fattor comune tante discipline, tante esperienze diverse da quelle che abbiamo cercato fino adesso. Perché
l'ingegneria o la geoingegneria, come si dice oggi, non ci darà la soluzione per uscire da questo cul-de-sac dove ci siamo messi come umanità. Ecco perché Venezia, ecco perché l'antropocene sono due macchine per pensare, per guardare alle cose, ai problemi in maniera completamente diversa. E questo libro fa esattamente questo. Quando noi abbiamo chiesto a tutti questi autori di guardare Venezia con occhi diversi, loro ovviamente non sono andati con tutto il rispetto a Palazzo Ducale o alle biblioteche o qui, non hanno cercato la monumentalità, quello che sappiamo che c'è. Hanno cercato di vedere le cose che ci sono, ma che non vengono viste, non vengono valorizzate, ma che hanno altrettanta importanza per noi oggi. E quindi hanno guardato la Venezia immateriale, la Venezia, ci sono 7 sezioni, dopo magari ve ne parlerò, ma hanno guardato la Venezia lagunare, hanno guardato Marghera, hanno guardato le spiagge più remote, hanno guardato gli uccelli, hanno guardato i gabbiani, per esempio, sono un esempio splendido dell'antropocene. Questi gabbiani che quando io sono andato via da Venezia 45 anni fa erano belli, erano piccolini e non erano aggressivi, torno qua, trovo queste specie di mostri a cui non possiamo dire niente perché li abbiamo creati noi. Questi sono un frutto dell'antropocene, no? Tanto di quel cibo no, a Venezia, e questi giustamente hanno colonizzato la città qui da un po', e adesso anche a Roma, avete sentito, questi problemi si stanno riproponendo anche in altre città. Quindi gli animali, anche loro, sono delle sentinelle dell'antropocene, ci dicono tante cose se guardiamo gli animali, le piante ci dicono tante cose, il degrado ambientale che noi abbiamo generato ci dice tante cose antropoceniche di questa città. E noi dobbiamo vederle queste cose, non sono necessariamente belle, non sono necessariamente da visitare, ed è per questo che questa non è una guida, non dovete prenderla come dire che si prendono le guide e vado al percorso numero 1, seguo questo e quell'altro, perché non è una guida, anzi è un testo disorientante, se mi passate l'ossimoro, è una guida che disorienta, perché non vi porta da nessuna parte, ma vi fa vedere le cose che in città ci sono, di cui noi siamo responsabili, e di cui noi dobbiamo essere assolutamente consci se vogliamo cominciare ad affrontare in modo diverso i problemi che abbiamo, diciamo, oggi nel mondo. Quindi questo libro, che è un libro di cui noi come casa editrice siamo profondamente orgogliosi, che abbiamo fatto anche uscire in doppia lingua, c'è anche in inglese, cerca di fare proprio questo, farvi vedere Venezia come non l'avete vista, ma è una Venezia che c'è, basta mettersi, come si dice, gli occhiali giusti. Beh, di fronte ai temi che Luca Cosentino ci ha posto, diciamo, resto sempre più convinto che alla povera Ilaria che vedo lì e che è la rappresentante del duo delle Ilarie che hanno scritto questa bellissima guida sull'artigianato veneziano, è capitato il tocco peggio di questa serata. È un libro, quello che hanno fatto le due Ilarie, è molto bello. Onestamente mentirei a me stesso e anche a voi se non vi dicessi che nell'arco di 42 anni di attività nell'artigianato veneziano in questa città non ne abbiamo fatti di libri sugli artigiani, non ne abbiamo fatti fare, non ne abbiamo visti fare, non ne abbiamo falliti, quindi sottolineo, diciamo, le novità di questo libro. E la prima novità che mi è saltata agli occhi è la freschezza e il modo così molto poco dottorale, molto poco accademico che hanno avuto di affrontare il tema. Il secondo aspetto è che questa traduzione, diciamo, che ci hanno messo in inglese, evidentemente fa pensare che questa guida, che non è una guida nemmeno questa, continuiamo a chiamare le cose con nomi diversi, e si rivolge anche a un pubblico che non è necessariamente indigeno, locale, e quindi si rivolge a un turista. Che tipo di turista guarda chi ha scritto
diciamo, questo libro. Certamente non quelli che io ho incontrato da Rialto a qua, diciamo che pallonzolano per Venezia e gironzolano per Venezia quotidianamente in numero esorbitante, ma si rivolge a un turista più consapevole, a un turista che si ferma più di 2 o 3 giorni, perché meno di 2 giorni, diciamo, no, nemmeno un paesello del Friuli riusciamo a coglierlo, insomma, un minimo, che chiede di fare un'esperienza invece che un giro turistico, insomma un turista un attimino più colto. E sottolineati questi 2 aspetti, io mi sono fatto una domanda, cara Ilaria, e la domanda che mi sono fatto è molto importante per me, che ci ho passato 42 anni. E la domanda è questa: ma gliene frega ancora qualcosa a qualcuno dell'artigianato veneziano? Perché noi ci facciamo un libro, o 2 libri, o 20 libri? A chi è che interessa questo tipo di storie? Perché le storie che avete raccontato voi, che sono affascinanti e anche vere, le conosco personalmente ovviamente, perché le persone che voi avete citato sono persone con cui io ho avuto lo spritz, ci siamo parlati, eccetera, eccetera. Però io non posso non sapere, non dire che sono, diciamo, gli ultimi panda rimasti di un settore economico, perché l'artigianato non è poesia, non è rarefatta attività così, diciamo, culturale, è un settore economico preciso e specifico. Tanto è vero che, apro una parentesi, che nella confusione totale che c'è nella nostra attuale civiltà, dove diciamo ci sono professionalità che non si sa molto bene cosa sono, cosa non sono, ci sono soggetti che fanno delle cose e dovrebbero fare le altre. Normalmente si parla di artigianato intendendo qualche signore o signora che muove le mani, che sa muovere le mani, che fa dei lavoretti, delle cose, eccetera. Ecco, quello non è artigianato. L'artigianato è un signore che, sapendo fare delle cose, diciamo, assume l'onere di diventare imprenditore, cioè piccolo imprenditore, o medio o grande, eccetera. Quindi di lavorare, di pagare le tasse, di pagare l'INPS, di pagare una lista infinita di cose che non ha niente a che vedere con lobbismo, con il, diciamo, il saper fare una cosa e venderla, diciamo la quasi totalità di pseudo artigiani che vediamo ogni tanto sbucare alla pescheria a Rialto, che con l'artigianato non hanno niente a che vedere. L'ho detto tante volte alla mia amica Giaretta, ma non si capimo. Chiusa parentesi. E quindi dico, interessa ancora parlare di questa cosa in una città che ha perso dal 76 a oggi più di metà dei abitanti e più di 2/3 di artigianato? Perché guardate che quello di cui voi avete parlato con tanto amore, io l'ho visto l'amore dentro al vostro libro, sia in come è fatto che come è descritto, non esiste più a Venezia. Non è che si può dire che il merletto esiste. Certo, so anch'io che c'è la signora, come si chiama, che fa i merletti, eccetera, ma non vuol dire che sia un settore economico in grado di guardare avanti. Gli stessi squeri, come voi stessi dite, in una città nata sull'acqua, fondata sull'acqua e che vive sull'acqua, sono 5, credo oggi 4.
Quindi voglio dire, secondo il mio modesto punto di vista e quello che ho imparato in tutti quanti questi anni, parlare di artigianato non ha proprio nessun senso. Mi dispiace dirlo, ma è così. Dove ha senso? Cosa ha senso invece affrontare e parlare? Secondo me ha senso parlare di questa città. Dove sta andando? Che tipo di progetto ha per il suo futuro e che tipo di indicazioni si possono dare per trasformare questo futuro in un futuro accessibile, positivo, perché così come sta andando la china di questa città, noi perderemo un altro 30-35% di piccolo commercio e di artigianato nel giro dei prossimi 10 anni, è evidente. Idem dicasi per la residenza. Quindi la famosa boutade di 30 anni fa, di faremo Disneyland, eccetera, eccetera. Ecco, non ci sarà Disneyland perché non ci sarà niente da ridere, ma ci sarà, diciamo, una non città. Che cos'è una città? Ce lo spiegano gli urbanisti e ci spiegano che una città è, diciamo, la faccio molto breve, un insieme complesso di funzioni. In una città che se i giovani vecchi, che se i poretti e i signori, c'è tutto, che se gli artigiani, che se il grosso capitale, ci sono i professionisti, ci sono gli operai. La complessità è, diciamo, il filo conduttore di una città. Una città è un luogo che non ha questa complessità al proprio interno, socio-economica e conseguentemente culturale, non è più una città, è un qualcosa di diverso, è un insieme di persone, un insieme di soggetti, è un agglomerato, ma non è certamente una città. Venezia è già su questa china, perché il tessuto socio-economico della città è banalizzato in questi anni, diciamo, lo chiamano overtourism, a me gli inglesismi non mi piacciono tanto, però insomma ci capiamo, di turismo non controllato, che quindi è diventato di fatto un'industria insalubre. È come se ci avessero aperto a Venezia un'acciaieria a San Polo con 3.000 dipendenti, mutatis mutandis. Quindi per le acciaierie nei centri, vicino ai centri storici, c'è una normativa di legge, non si può fare. Per il settore del turismo, che è più permeante, più, diciamo, induttivo, più pesante di un'acciaieria, perché permea tutti i gangli del tessuto connettivo socio-economico di qualsiasi posto, distruggendoli. Non c'è ovviamente nessuna legge e ognuno fa quello che vuole. Chi promette di controllare, diciamo, il numero dei turisti e la promessa non scade mai, vale 7-8 anni e poi via, probabilmente ancora si riperpetuerà questa promessa. Intanto femo conti, facciamo room, come si chiamano, control room, sappiamo tutto, sappiamo anche che tipologia di sandali usano, che numero hanno, sappiamo tutto, non c'è niente che ci sfugge, però non riusciamo a dire che il numero massimo di questa, diciamo, per questa città è X o Y, che più di X o Y non ne possono entrare, che il patrimonio immobiliare deve essere utilizzato in un certo modo, eccetera, eccetera. Non riusciamo a fare una politica della casa per attirare giovani coppie, il ceto medio, gente su cui investire per un futuro di questa città. Altro che gli artigiani.
Gli artigiani, come mi hanno chiesto sempre negli ultimi 15-20 anni, di cosa hai bisogno sti artigiani, che rompe sempre. Gli artigiani non hanno bisogno di niente, perché gli artigiani, bastano a se stessi, sanno fare le cose, le sanno fare bene, basta dargli una città in cui lavorare, un contesto, che sia positivo per loro, quindi non hanno bisogno di niente. Infatti erano 2600 nel 76 a Venezia, quando c'erano 170, 150, 120, più o meno sui 120 ci siamo, a 1000 abitanti, e chiaramente sono 1008 oggi, parlo del cosiddetto pesce, no? Che ci sono 49, 50 scarsi, 1000 abitanti. Cioè, gli artigiani seguono quello che è l'andamento della città. Non è che si può avere una non città ricca di artigiani, l'avremmo ricca di puttanate, scusatemi, vi chiedo perdono, cioè di cose da vendere quello di Sydney, quello della Cina, quello australiano, eccetera, che viene qui. Certo che sono iscritti in Camera di Commercio come artigiani, ovviamente, ma non sono gli artigiani che hanno fatto innamorare le due Ilarie e che ci hanno regalato qui le splendide storie che loro sono andati a chiedere, i doratori, gli tagliatori, gli squeri, eccetera, eccetera. E ne mancano tanti Ilarie, ne mancano tanti, voi lo sapete, non potevate neanche fare un'enciclopedia, perché manca tutto il settore della pietra, manca tutto il settore dell'edilizia tipica, di chi faceva gli intonaci in modo particolare, dei lavoratori del legno intesi come edilizia. Cioè andiamo a vedere i tetti veneziani come sono fatti dentro e non fuori, sono diversi da tutti gli altri, sono meravigliosi, insomma tutti settori che hanno fatto grande Venezia. Questa gente non c'è più, quindi anche gli artigiani che ci sono oggi sono, dei pallidi rimasugli di persone, ovviamente sto parlando in linea di massima in generale, che vendono prodotti fatti da terzi che molto spesso hanno comprato in Cina e ritornano in Cina da dove sono venuti nelle borse di chi compra a Venezia, pensando che siano cose tipiche veneziane. Ovviamente questo ragionamento non vale per tutti, queste testimonianze di eccellenza ci sono vere, altre ce ne sono, eccetera. Pensiamo ai battiloro, l'unico rimasto a Venezia nel 50 erano 23 persone che battevano l'oro da mandare in giro per il mondo per fare coperture dalle moschee alle statue, eccetera, eccetera. Battevano l'oro a mano, ne è rimasto uno, credo che abbia, anzi non lo voglio dire per scaramanzia, ma insomma gli anni contati, ecco, diciamo così, per non dire i mesi. Quindi, signori miei, a me dispiace fare questo discorso, mi dispiace per le due Ilarie, perché non è un discorso trionfale, che celebra un settore vivo, vitale, su cui si può lavorare, eccetera, ma faccio un ragionamento su questa città che, se non comincia a progettare il proprio futuro, e oggi non c'è nessuno che lo sta facendo, a vedere un futuro in là, dove vuole andare, cosa vuole fare, credo che parlare di artigianato, così come tutte le altre cose, sia del tutto, magari non inutile, perché possiamo ricordare i fasti della nostra storia, ma non serve a niente per il nostro futuro. Scusate. Secondo me, non può essere
gli illuministi pensavano che andasse sempre tutto meglio, no? Come non è vera questa affermazione, io non credo che possa andare sempre peggio, no? Ci sono dei cambiamenti nella vita, lo diceva prima Luca, Venezia può essere non so come l'ha definita, un modello che si ripete, no? E che magari anticipa altri modelli, e effettivamente andando in giro per il mondo, difatti io cerco di non disprezzare mai i turisti perché a me piace molto viaggiare, e andando in giro per il mondo ci si accorge che ci sono questi cambiamenti dovuti al turismo e dovuti alle trasformazioni economiche, e quindi non è una cosa che riguarda solo Venezia. Secondo me, se noi siamo anche qui oggi a parlare della città, non darei tutto perso, ecco. No. Poi lo diceva anche prima Luca, effettivamente è una città che sorprende pochi, però molto vivaci, ecco. Dal punto di vista della municipalità posso confermare che il numero delle associazioni a Venezia è incredibile se rapportato al numero degli abitanti. D'altra parte io stessa faccio parte almeno di quattro associazioni, quindi ognuno ha la sua associazione, questo è il segreto di... sì. E quindi effettivamente come dire, qualcuno ci crede se c'è qualche pazzo che decide di fondare una casa editrice, no? In città, e effettivamente c'è la volontà non solo di vivere qui, e questi libri ci insegnano ad apprezzare, no? Prima io dicevo, no? questa non guida, neanche la mia, delle biblioteche è una grande carrellata anche del saper fare di un tempo sul quale naturalmente noi non dobbiamo trionfare, ma pensare che anche noi potremo fare delle altre cose, potremo andare avanti, ecco, nella storia, non dobbiamo fermarci. Però certamente è importante anche renderci conto di quello che ci sta attorno, perché non sono solo i turisti che sono distratti, ma anche noi stessi, no? Alle volte non riusciamo a vedere delle cose, tutte quelle che prima ha annunciato Cosettino, non riusciamo a vederle, non riusciamo a apprezzare, non riusciamo a conoscere a fondo e neppure soffermarci sull'attività dell'artigianato che magari utilizziamo, ma non ci pensiamo, non pensiamo al lavoro che ci sta dietro. Per tornare al discorso, poi passo a Luca la parola, dell'inizio, no? Quello che volevo fare, l'integrazione tra il sapere, il fare, il progettare, no? Sono tutti degli elementi che si complementano, che si integrano, che fanno di questo mondo, anche se parcellizzato, come diceva Donatella prima, no? Tante associazioni, ognuna ha la sua Venezia, ma c'è la difficoltà di parlare, no? Tra di esse e di riuscire anche a fare un lavoro insieme. Però io ci conto, io ci spero, ecco, non sono così pessimista. Molto rapidamente, io piuttosto che continuare a parlare, diciamo, di questi temi di cui francamente si potrebbe parlare probabilmente, e sarebbe meglio prendersi uno spritz prima di continuare, perché sennò... No, volevo spendere 2 parole invece sugli altri 2 libri, perché ho avuto la fortuna di riceverli tutti e 2, e quindi di guardarli, di leggerli, e devo dire che sono state 2 sorprese per versi diversi e molto molto piacevoli. E il libro di Davide, non ti conoscevo, è un libro che mi ha sorpreso moltissimo, perché pensavo di vedere una specie di elenco telefonico, lasciatemi dire, no?
E invece è un libro che mi ha preso tutto un pomeriggio, mi sono guardato dall'inizio alla fine, perché mi ha aperto un mondo. Cioè io francamente da veneziano, anche se ho passato tanti anni fuori dalla città, non avevo contezza di quanto ci sia, di quanti milioni intanto delle 40 e passa biblioteche che ci sono, dove sono, cosa fanno, a chi si rivolgono, che tipo di libri hanno. È veramente un tuffo in una Venezia che c'è, che esiste, è qua intorno a noi e di cui veramente pochissimo si parla, perché purtroppo le biblioteche sono dei luoghi frequentati sempre di meno ed è veramente un peccato. Insomma, quindi un riflettore su questo mondo, su questa ricchezza, secondo me ci voleva un libro che non credo che esistesse prima un libro simile e io trovo preziosissimo, quindi veramente complimenti da parte mia. Così come ho trovato molto bello, e dico bello non a caso, il libro delle Ilarie, perché è veramente fatto bene, te lo dico da editore, perché è un libro molto carino, dal punto di vista grafico è impostato benissimo, si legge con grande piacere, quindi, e oltretutto anche lì c'è una carrellata non esaustiva come diceva prima, però è vero che ci sono i mestieri principali, alcuni di questi sono dichiarati estinti, altri invece sono ancora vivi, c'è questa prospettiva anche temporale sui mestieri. È un libro che mi è piaciuto molto anche quello, quindi grazie Donatella per averci dato questa possibilità, perché sono quelle cose che altrimenti con cui è difficile imbattersi. E complimenti anche all'editore, che non so se ci sia, dei 2 libri, coraggioso, perché so che anche voi avete le vostre, insomma, come tutti gli editori, il mestiere dell'editore è il più difficile del mondo, penso, e quindi ci vuole il coraggio anche per pubblicare libri così, e quindi insomma, ecco, volevo solo dire questo, e sicuramente insomma l'editoria è comunque anche lì una sentinella di un mondo. Finché si fanno libri, finché c'è questo movimento culturale, finché c'è voglia di produrre, di pensare, di scrivere, di stampare, è un buon segno, lasciatemi dire. Quindi e questo per chiudere con una nota positiva. Spetta a me allora chiudere con una nota positiva, perché a quanto pare ho gettato nel panico la platea. Non era mia intenzione, infatti io sono molto ottimista, non sono affatto pessimista. Figuriamoci se fosse stato pessimista. Certo, no, penso di essere realista, signora, cioè penso che bisogna partire dai problemi reali e non raccontarsela. Sono tanti anni che sento che ce la raccontiamo, quanto bella che sia Venezia, questo e quello. Non serve a niente, bisogna avere le idee chiare per il futuro, perché se no questa è una città piena di problemi e lo sta ancora. La nota ottimistica è che i giovani che si aprono all'artigianato sono molto aumentati da dopo il Covid. Noi abbiamo delle statistiche ovviamente e qua ci sono delle aperture di qualità che non c'erano prima, che l'artigianato veneziano, per quelle poche aperture che aveva, perché siamo passati dalle 270 nuove aperture all'anno del 1980 alle 35, 36, 37, 38 di oggi, quindi le nuove aperture sono meno e in effetti poi il saldo delle aziende è un saldo negativo per questo motivo, perché ci sono anche le chiusure ovviamente, la gente che va in pensione eccetera eccetera, e chi chiude, chi è chiuso per il Covid, che purtroppo, non per essere pessimisti, ma purtroppo ci sono stati e sono stati parecchi. Quindi questi giovani che aprono, che non sono veneziani nella loro gran parte, nella loro maggioranza, vengono da fuori, scelgono Venezia per aprire attività di pregio, che vanno dalla grafica alla stampa sui tessuti, alla realizzazione di vestiti non classici, ecco, non di tipologia classica, ma molto progettati, molto pensati, eccetera. Anche sul fronte della liuteria, su cui Venezia era un piccolo faro,
cioè, quindi c'era Cremona, importante, eccetera, eccetera, ma Venezia diceva la sua nella liuteria. Sta tornando questo tipo di richiesta. Il problema è che, cioè, non so se posso dirlo a questo punto, che pochi possono aprire, perché 3.000 euro al mese per un laboratorio, posso dirlo? Sì. Ecco, sono un po' tantini e quindi non ce la fanno. Bisognerebbe pensare e investire e trovare delle soluzioni che esistono, che ci sono, per incentivare incentivare ovviamente la residenza, incentivare il piccolo commercio. Dipende tutto da come si tiene il timone. Se il timone va in una direzione, allora i nostri problemi prioritari sono alcuni. Se il timone va in un'altra direzione, le nostre priorità sono diverse. Io sono per dire chiaramente che il timone oggi non è tenuto nella direzione dello sviluppo della città, è tenuto in un'altra direzione che interesserà probabilmente qualcuno, ma non il futuro di questa città. Mi dispiace anche perché ho chiuso ancora con pessimismo. Quindi... No, ma su questo siamo d'accordo. Parla la consigliera di municipalità. No, io volevo chiedere agli autori di venire qui e magari anche di parlare del loro libro. Io chiederei a tutti, sono in due ovviamente, come mai è venuta questa idea di scrivere un libro sulle biblioteche e di scrivere invece un libro sull'artigianato. Sì. Innanzitutto grazie per il vostro interesse. Dopo il Covid io sono diventato un po' timido nel parlare in pubblico perché però durante il Covid sono riuscito a finire il libro. E il Covid è stato uno dei motivi per cui alcune sedi non sono state inserite per motivi organizzativi oltre che per autorizzativi. Un aspetto, per ricollegarmi al vostro discorso, di cui non sono documentato, è il calo delle presenze nelle biblioteche di cui lei parlava. Io non sono totalmente sicuro che questo sia così, cioè Venezia è una città in cui negli ultimi anni un ex ufficio postale come la Baum è diventato una grandissima sede di biblioteche di Ca' Foscari, ma anche storicamente Ca' Cappello, casa privata di un archeologo inglese prestigioso come Henry Layard, è diventata un'altra biblioteca importante di Ca' Foscari, per non parlare poi della biblioteca di Palazzo Mocenigo. Insomma, si sono aperte alla città, queste biblioteche sono nate, sono diventate dei luoghi che, come diceva in una precedente presentazione il direttore del sistema bibliotecario di Ca' Foscari, Dario Plizzon, luoghi che proteggono la città anche con gli stessi libri, cioè queste biblioteche, se non avessero dei libri, probabilmente diventerebbero residenze private, edifici destinati ad un uso diverso, più commerciale. Quindi paradossalmente l'aspetto storico, tra virgolette, di questi libri è molto relazionato al futuro e al presente, quindi non solo alla storia, ma le stesse persone che ci lavorano, che poi mi hanno consentito di scrivere questo libro, perché senza le interviste che ho organizzato con loro questo libro non sarebbe potuto esistere, ecco, mi danno un'idea di presente, di futuro, di spirito di iniziativa che non è solo relegato alla storia, ma la storia stessa diventa poi una sorta di volano per spingersi verso il futuro, perché la città ha bisogno di memorie e soprattutto ha bisogno di persone che propongono iniziative aperte poi all'internazionalità. Quindi ci sono diversi temi in questo libro, io stesso ho dovuto rileggermelo per poter capire anche come questa quantità di dati in realtà sia molto stratificata. Tutto è partito da alcune interviste, da alcuni incontri nati perché alla base di questo libro c'è un progetto di tesi di una nuova biblioteca per Venezia, galleggiante, un nuovo laboratorio di restauro che è fondamentalmente il luogo che a Venezia mancava. Poi ovviamente logisticamente in terraferma esiste l'abbazia di Praglia, esistono dei luoghi più
diciamo sicuramente ipoteticamente più efficienti di un laboratorio di restauro sull'acqua, però l'idea di creare un centro culturale che mettesse insieme queste biblioteche e le facesse, diciamo, relazione tra di loro e facesse emergere poi a livello anche di eventi, di proposte così più mediatiche, più di coinvolgimento pubblico, era un'idea iniziale che poi mi ha dato la spinta di usare questi dati, approfondire questi dati dopo la tesi per poter poi ipoteticamente proporre un piccolo mattoncino di questo progetto un progetto di architettura che vuole mettere insieme questi luoghi. Quindi questo libro è fatto non solo di dati, non solo di notizie storiche, ma soprattutto di persone che meglio di me sono radicate al tessuto veneziano e che io mi auguro potrete incontrare come io sono stato fortunato di fare. Tutto qua. Ecco, una cosa che mi ero dimenticata prima di dire, sulla storia di queste biblioteche, no? Lui entra un po' nella storia dei luoghi, prima ho accennato alla storia del monastero, adesso accennava a questa biblioteca che è stata residenza di Layard, che era questo console inglese di fine Ottocento, che si innamorò, ex archeologo, è lo scopritore di Ninive per dire, si innamorò talmente della città che si deve a lui il rilancio del vetro, a proposito dell'artigiano, il rilancio del vetro a Venezia, perché nel corso dell'Ottocento, tranne le conterie, le fabbriche del vetro sono rimaste ferme, perché i vetrai muranesi non avevano certamente la liquidità per poter rilanciare. E la prima società la fece proprio Layard insieme a Salviati e a un antiquario di Londra, e lanciarono, e fu la prima delle società, e altre furono proprio gli inglesi ad aiutare a rinnovare questo artigianato del vetro. E quindi passo la parola a Lilaria. Buonasera a tutti e ringrazio anch'io per l'occasione di raccontare questo libro dedicato ai mestieri, quindi a dei saperi che ci sono ancora, che si radicano nel passato, ma che sono ancora presenti. Perché fare un libro sui mestieri? Allora, il libro si inserisce in un progetto di valorizzazione di Venezia più ampio che abbiamo chiamato Venice Impacted, appunto perché io e l'altra ragazza, Ilaria, avevamo visto che siamo entrambi innamorate della città e forse mancava una prospettiva diversa da cui vedere una sorta anche di distanza critica, perché io e Ilaria non siamo nate proprio a Venezia, ma nella terraferma, poi siamo legate a Venezia, io sono tornata a vivere qui e quindi comunque siamo legate alla città. Ma volevamo valorizzare e raccontarla in una maniera innovativa, quindi attraverso fotografia e pattern assieme, cioè pattern praticamente è una grafica, che è la ripetizione di un motivo, e quindi unendo le nostre competenze volevamo valorizzare la città. Raccontare i mestieri per noi vuol dire raccontare degli elementi di Venezia che sono a volte sotto gli occhi di tutti, ma che vanno visti forse con occhi diversi. Magari alcuni di noi sono assuefatti di vedere degli elementi e ci piaceva questa occasione di presentarli in maniera diversa. Non è propriamente una guida, come è stato detto, ma vuole accompagnare il lettore, che non è per forza veneziano, ma è amante di Venezia, curioso di Venezia, e guida per appunto non far sì che le persone si perdano davanti a questi mestieri, questi antichi saperi che ci sono a Venezia, ma un po' per fare ordine. Quindi infatti non è esaustiva, anche perché vengono presentati 3 elementi della città, che sono il legno, il vetro e il tessuto. Quindi abbiamo fatto queste selezioni e una piacevole scoperta che abbiamo fatto è che questi artigiani, di fatto forse anche un po' per rispondere alla domanda perché fare cioè a chi interessa, è che c'è una rete che lega questi artigiani, un po' come noi che siamo qui a leggere Venezia, siamo persone che apparentemente siano
di background differenti, però ad esempio io sono legata al libro che è stato presentato sulle biblioteche grazie a questo racconto del vetro, quindi è stato anche molto piacevole sapere che l'Impiraressa, amante di Venezia, è legata al Remer, questo giovane Remer che ha una formazione completamente lontana dalla cantieristica navale, perché è laureato in astronomia, ma amante di Venezia, amante della voga, entrambi sono vogatori. Abbiamo intervistato Gabriele Gmeiner, che è un caleghera, noi scriviamo caleghera, non è sbagliato perché questo termine antico caleghera si è attualizzato perché questa persona, insomma questa artigiana è una donna e ha portato dei saperi, tra l'altro non è italiana, è austriaca, quindi ha portato anche altri saperi contaminando questo mestiere, parlando di un progetto che le è piaciuto molto realizzare nella vita, è stato assieme alla tessitura Bevilacqua, un'altra realtà che quando siamo andati a intervistarle praticamente è come fare un tuffo nel passato, perché loro utilizzano ancora questi telai di jacquard manuali, eppure Venezia è il presente, perché loro lavorano per grandi aziende, fanno pochi centimetri di tessuto ogni telaio, ma mandano avanti l'azienda e questo antico mestiere. Loro hanno fatto una scelta, come un po' per rilacciarmi anche con i discorsi che sono stati fatti prima, che Venezia è viva e continua nel presente. Loro hanno scelto di non spostare la produzione in terraferma e sono uno di questi piccoli satelliti che compongono la città e che di fatto mantengono viva la città. Quindi sì, non bastano questi discorsi un po' pessimistici per abbattere chi lavora dietro. Ovviamente ho compreso e sono anche contenta quando riesco a vedere con altre prospettive, quindi si dialoga insomma con altre opinioni, però sotto questo libro è proprio per una valorizzazione e guardare avanti nel futuro di Venezia. Se non c'è nessuno che vuol prendere la parola, ne dico due io. Io non so dirvi se Gianni De Checchi è pessimista o ottimista. Secondo me la questione reale è che a Venezia purtroppo non esiste una strategia o più strategie, ma che si immaginino la città, una città. Questo è sicuramente un problema vero. Però io devo dire che invece sono assolutamente d'accordo con Ilaria che ha parlato per ultima, ma con tutti gli interventi che ci sono stati. Io continuo a pensare, e in questo devo dire sono ottimista, che Venezia sia una città vivacissima e che il problema che mi pare Luca Cosentino abbia posto molto bene sia anche quello di non partire ciascuno dalla propria specifica competenza, ma che il problema delle interrelazioni sia uno dei problemi maggiori che abbiamo di fronte e che abbiamo di fronte a Venezia, ma a Venezia come paradigma di un mondo che è quello che ci circonda. Io non so se molti di voi fossero presenti domenica scorsa all'adunanza solenne dell'Istituto Veneto. A naso non mi pare, però se per caso ci fosse qualcuno che ha già sentito questo discorso, mi scuso, perché sicuramente è stato fatto in modo molto più brillante di me da Telmo Pievani, che ricordava l'esempio di una giovane studentessa di ingegneria che nel 1976, americana, che dall'Università di Princeton, dove studiava, è andata a Madrid e ha letto per la prima volta il libro di Borges sulle biblioteche ed è rimasta affascinata e anche terrorizzata un po' insieme. Però lei si occupava di ingegneria, era una scientifica, fra virgolette. Leggendo questo libro di Borges si è posta il problema di se stessa, del proprio ruolo, di quello di cui si occupava e accanto a questo si è immaginata un po' straniata dall'idea che ci fosse una biblioteca in cui si è immedesimata nel bibliotecario e ha immaginato questo bibliotecario disorientato che di fronte alla migliaia di libri non sapeva bene che cosa scegliere né quale libro avrebbe potuto servirle davvero per immaginare un futuro diverso
per se stessa e per se stessa studentessa e per l'umanità in generale. E pensando questo, invece di approfondire il suo specifico, che era l'ingegneria, si è messa a immaginare una biblioteca di genomi, una biblioteca di proteine altrettanto gigantesca e una biblioteca di animali tutti, gli animali dalla preistoria a oggi, quindi fra gli animali metteva anche l'uomo, l'essere umano, e una biblioteca di piante. E di fronte a queste biblioteche gigantesche in cui c'erano tutto il possibile, guardava la realtà e diceva: la realtà è un pezzetto piccolissimo di tutti questi mondi possibili. Sto dicendo un po' male, sono molto meno brava di Telmo Pievani in queste cose, però il suo discorso alla fine sostanzialmente tendeva a dire: per immaginare, per lavorare sul possibile, dobbiamo incrociare fra di loro saperi molto diversi, immaginare di lavorare su saperi molto diversi, sia quelli scientifici che quelli cosiddetti umanistici. Questa studentessa di ingegneria a distanza di 20 anni ha preso il premio Nobel per la chimica, quindi ha fatto una carriera totalmente diversa, lavorando non sul suo specifico, né sull'ingegneria né sulla particella chimica, ma sull'idea dell'immensità delle biblioteche possibili. Dicevo appunto la biblioteca dei libri possibili, quella di Borges, ma contemporaneamente la biblioteca delle proteine, la biblioteca degli animali, la biblioteca dei genomi. Ecco, è straniante immaginare una cosa di questo genere, uno resta un po', non sa bene come prenderla, però il discorso che faceva Luca Cosentino, devo dire, personalmente mi convince molto. Cioè ho l'idea che lavorare, noi diciamo banalmente, in modo interdisciplinare, ma sia assolutamente necessario oggi e che sia quasi gli artigiani dell'edilizia. A me è successo di restaurare recentemente una casa fatta da mio papà nel 1973 al Lido e di trovarmi con un gruppo di terrazzieri veneziani, i quali lavoravano contemporaneamente a casa mia e a Toronto. E nel frattempo, perché è passato del tempo, lavorano anche a Londra facendo i terrazzieri. Vuol dire che la gente è interessata al terrazzo veneziano, porco cane, e che il terrazzo veneziano forse è un saper fare. Probabilmente dei Vianeo questo. Bravo. I Vianeo lavorano infatti fuori, ma con anche un atteggiamento sperimentale, che è l'aspetto che mi è piaciuto tantissimo, perché loro hanno una capacità da generazioni forse o comunque sia di vecchio stampo, però sono anche sperimentatori, nel senso che vanno a prendere i sassolini sul fiume del non so quale, del Trevigiano, e fanno delle prove di tipo diverso. Voglio dire, alcuni di questi artigiani, anche a me dispiace tantissimo che infatti loro vecchietto, poveretto, sia rimasto uno solo e che sia destinato, è l'unico. Però il mondo cambia, lo sappiamo, e forse non abbiamo sempre solo bisogno di battiloro. Intanto ci sono tanti altri mestieri che dimostrano competenze assolutamente particolari e che si modificano anche nel tempo. Non è che siano stereotipate, hanno una competenza e un saper fare assolutamente straordinario, tanto che altrove ce li invidiano o quando possono ce li richiamano e li fanno lavorare. E che poi hanno anche qualche volta una capacità di inventarsi delle cose che tutto sommato corrisponde alle tante associazioni, alle nostre elucubrazioni mentali e così via. Quindi insomma non vediamola proprio così negativamente. Un'ultimissimo piccolissima osservazione, prima di invitarvi tutti a prendere un aperitivo, visto che per noi è una chiusura dell'anno solare prima dell'estate, qui subito con i vecchietti della municipalità di Venezia. Prima di questo volevo ancora di Castello, scusate. Prima di fare questo volevo ancora fare una brevissima citazione di un discorso fatto da Stefania, che anche questo mi è piaciuto molto, quando diceva bene di Napoleone, perché a Venezia tutti sono abituati a dire male di Napoleone e io francamente invece credo che Napoleone abbia moltissimi meriti, forse ha anche qualche demerito, non dico,
però ha aperto i conventi sono alcuni di questi conventi sono diventati delle biblioteche molto importanti, e ha aperto il ghetto di Venezia. Scusate, ognuno ha la propria deformazione professionale, di competenza o di origine, quello che volete, insomma ha fatto anche delle cose positive, non è proprio soltanto questo orrendo personaggio che i patrizi veneziani odiano. Insomma, le cose sono sfaccettate, multiformi, e credo che dobbiamo cercare nel passato, nel presente e nel futuro di cercare di capire il più possibile, finché ci riusciamo, la complessità di questa città. In questo senso Venezia mi pare una città davvero abbastanza emblematica di un mondo che ci circonda. Vi ringrazio.